L'avvocato Mario Anzil molti anni fa firmò un importante documento e di questo ce ne parla l'assessore alla cultura della Regione Friuli Venezia Giulia, l'avvocato Mario Anzil. Sì, in realtà era mio prozio, anche se io spesso mi sono spacciato per lui. Era direttore generale della società Lignano Pineta insieme a suo fratello Beppi, che era invece l'amministratore delegato e il direttore generale, e insieme al presidente Alberto Kechler hanno ritenuto di donare un terreno per esempio ad Alberto Sordi, con l'impegno che il noto attore costruisse lì una villa e passasse un periodo di vacanza a Lignano. Erano gli albori della società Lignano Pineta, si andava fondando una nuova città e la si voleva promuovere in questo modo. Tra i prestigiosi personaggi dell'epoca vi fu anche Ernest Hemingway, che venne accompagnato appunto a visitare il cantiere della costruenda nuova città, e la fotografia in cui una persona indica con il dito al noto scrittore americano il cantiere della città in costruzione era proprio questo mio prozio Mario Anzil, e questa è stata oggi l'occasione per ricordare che il premio Hemingway, che da quasi 40 anni caratterizza l'estate lignanese, non solo come tutti i premi letterari indica un esempio di persone che hanno raggiunto traguardi in campo letterario e meritano di essere indicati quindi alla pubblica estimazione, ma anche offre al turista una opportunità di incontro culturale di alto livello. Io sono convinto che questo sarà il turismo del futuro, collegato alla cultura e alle occasioni appunto di qualità. La Regione Friuli Venezia Giulia punta molto su Lignano Sabbiadoro e Lignano Pineta. E certo, come tutte le altre località turistiche, costituiscono un fiore all'occhiello dell'offerta della nostra regione. Lignano Sabbiadoro in particolare, accanto alla spiaggia, al mare, offre anche una serie di eventi sportivi e culturali che la caratterizzano e che rendono appunto la permanenza del turista ancora più piacevole.